Buonasera, ليلة طيب. a me piace il miglior saluto che esiste al mondo. لا هو greeting اللي يزست في الدنيا Quello datoci dal Signor Gesù Cristo. dak li tagħna Ġesu Kristu. Pace del Signore a tutti. Il-paċi tal-mulej lil kulħadd. Gloria a Dio. Gloria mulej. È la terza volta Hija t-tielet darba. che mi trovo a Malta. Jiena ninsab Malta. La seconda volta in questa chiesa. It-tieni darba f'din il-Knisja. L'altra volta credo L-ewwel darba kienet 47 sena ilu, ftit ilu. per il nostro viaggio di nozze con mia moglie. Kien għal-honeymoon tagħna. Ok. È una gioia essere con voi. Hija ferħ kbir li qiegħed hawn magħkom. Siete un popolo meraviglioso, Intkom poplu meravigliuż molto allegro. u verament joyful. Siete come i siciliani, Intkom bħal qallin. ma abbiamo qualcosa di più in comune Għandna xi ħaġa wkoll iżjed aħjar f'komuni. a quello che può essere il colore, il tipo di persona, Anka kif il-mod siciliani, kif nidru. maltesi, ma noi abbiamo un valore aggiunto, Għandna għandna valur miżjud. abbiamo Gesù Cristo. Għandna l-Ġesu Kristu. Alleluia. Alleluja. Prima di incominciare a predicare, desidero dare qualche minuto a mia moglie per un saluto, un pensiero, qualcosa. Xtaqtna tiftit ħin għal mara tiegħi biex tgħidilkom ukoll merħba. Pace a tutti. Paċi l kulħadd. Bene, come ha detto mio marito, Kif qal ir-raġel tiegħi, che la seconda volta che siamo in questa chiesa hija tieni darba li qegħdin f'dil knisja, abbiamo conosciuto la coppia ġejna nafu Gordon e Mariella il-Mariella u l-Pastor ed Gordon. è veramente per noi un piacere essere insieme a U loro. hija verament kuntentizza lina li qegħdin magħhom. Sono una coppia che servono Dio Hija koppja li taqdel mulej, e Dio li benedica mulej grandemente. jibirikkom b'mod qawwi. Io in poche parole Fi ftit kliem, ho conosciuto Gesù all'età di 22 anni. sirtna fil-mulej fl-età ta' 22 sena. Da piccola mia mamma mi ha insegnato a dire il rosario tutte Minn mindu le kont sere. żgħira ommi kienet tgħallimni ngħid ir-Rożarju E fino a quell'età u sa dik l-età pregavo per Conte Flo. avere una grazia particolare su mia mamma, dejt nitlob biex il-ommi kollha grazzja partikolari fuqha, ma non ho ricevuto quello che chiedevo. imma ma rċevejx dak li jiena kont qed insaqsi. E a 22 anni mi trovavo a Lugano U ta' 22 sena kont qiegħda Lugano con la famiglia mal-familja e abbiamo incontrato Gesù. u ntqajna ma' Ġesu. La nostra vita è cambiata Ħajjitna nbidlet totalmente. totalment. Dio ci ha dato quello che cercavamo Alla tagħna dak li aħna konna inna da nfittxu tanti anni. għal ħafna snin. Io cercavo di essere una brava credente, Provajt inkun believer tajba fedele, u fidila, ma noi quando ci siamo convertiti Dio ha detto di rientrare a Ragusa, io sono di Ragusa, u fil-fatt meta aħna sirna nafu l-mulej għalna biex immorru lura fid-dar fejn kont noqgħod Ragusa. andavo in chiesa, Morna l-Knisja, ma non ero impegnata nei servizi della u chiesa. ma kontx qiegħda fil-Ministeru dak iż-żmien fil-Knisja. Non volevo pesi, Ma responsabilità. rriditx responsabilità. Quando mi sono fidanzato con lui, Meta mbagħad tarrasna, ero felice perché era quello che io chiedevo e cercavo, kont kontenta ħafna x'dak kont li qed infittex jiena, ma c'era una cosa che non ero contenta. imma kien hemm ħaġa li ma kontx kuntent biha Lui era già un pastore li hu kien diġà pastor. e questo mi pesava, U dik kienet xi ħaġa li kienet ittaqqalni. però ci siamo sposati Imma żewġna e ho cominciato a servire i fedeli, u bdejt naqdi lil min kien jemmen la chiesa, ho incominciato ad essere Marta, u bdejt nkun bħal Marta, no Maria. mhux Marija. Maria pensavo che c'erano gli altri che facevano il compito di Maria. Kien hemm oħrajn li kienu jagħmlu x-xogħol ta' Marija, Passando gli anni, imma ma' żmien le situazioni del lavoro che non sto qui a raccontare perché è troppo lunga,
li s-sitwazzjoni tax-xogħol mhux qed ngħidilkom għax hija storja twila. Pregavo perché Dio cambiasse la situazione appunto del nostro problema economico. U bdejt nitlob illa biex ibidlilna s-sitwazzjoni diffiċli finanzjarja. Ma una mattina mentre pregavo, Imma waħda mill-ġranet meta jiena kont qed nitlob, con la mia stessa bocca e una voce così irruente proprio, u meta kont qed nitlob u kien meta b'vuċi daqshekk determinata, e Dio diceva io voglio. Ho detto Signore cosa vuoi? u beda jgħidlu Alla beda jgħidli jiena rrid u għaltlu xi trid imma. E Dio ha detto io voglio che tu mi devi amare Inti li rridek li inti tħobbni, e servire taqdini come io voglio. kif jiena rrid. Tu devi pregare Inti titlob Alla e lodare. u tfaħħarni. E io ti darò quello che tu chiedi. U jiena intik dak li inti qed tistaqsi għalih. Così ho cominciato a pregare U bdejt nitlob con più fede iżjed fidi e Dio mi ha dato il dono della profezia. u l-mulej tan id-don tal-profezzija. Un'altra cosa Xi ħaġa oħra, che non avevo chiesto xi ħaġa li ma saqsejtx għaliha e che non volevo. u li ma rridx. Però Dio mi usava in quella maniera. Imma l-mulej kien jużani b'dak il-mod. E sapete, la profezia è una spada a doppio taglio. Fil-fatt il-profezzija hija xabla bġiex tixfur. Quando una persona riceve una profezia, se gli piace, gloria a Dio. Meta xi ħadd jirċievi profezzija jekk toġbu, ovvjament glorja l-mulej. Se non gli piace, Imma x'hekk ma toġbux, poveri profeti. imma ovvjament imbagħad povri il-profeti li jgħiduha. Ebbene, a me sono successe delle cose, U li ġraw li xi affarijiet, pure sento Dio a parlare, għalkemm kien il-mulej dejjem jitkellem, delle cose che mi hanno portato a ribellarmi. kien hemm ċertu affarijiet li ġaluni nirribella. E ne accenno solo una. U per far ħanajdilkom waħda comprendere. biex nġalkom tifmu. Mio fratello, Il-ħija, quando siamo rientrate dalla Svizzera, meta ħana ġejna lura miż-Svizzera, Dio gli ha dato un lavoro da fare il-mulej ta' xi xogħol biex jagħmel, e per quel lavoro Dio l'ha benedetto grandemente. u b'dak it-tip b'dak ix-xogħol il-mulej birku b'mod abbondanti. Ma quando lui ha avuto la possibilità, aveva i soldi, U meta huwa kien tajjeb finanzjarjament, ha cominciato a frequentare amicizie u kien qed jagħmilha maħbiberija che non erano credenti li ma kinux believers e fil-fatt. si è allontanato dalla chiesa. U telaq mill-Knisja wkoll. Un giorno è venuto a casa mia a Darba cena, minnhom ġi il-dar tiegħi ġela e mi ha detto di pregare perché lui aveva intenzione di allargare il suo lavoro e di fare qualcosa di grande. fil-fatt Alla biex titlob għax u kemm beħsiebu ikabbar il-business tiegħu. E io ho detto va bene, preghiamo. U għal ejja nitolbu mela le. E quando ci siamo messi a pregare, U meta bdejna nitolbu, Dio ha parlato Alla tkellem, e gli ha detto io ti ho dato tanto, għallu jiena diġà tajtek ħafna, ma tu cosa stai facendo? imma inti x'qed tagħmel, Stai attento, oqgħod attent għallu. perché se io ti tolgo quello che ti ho dato, Għax hekk jiena noħodlok dak li jiena tajtek, vedrai i tuoi amici come ti lasceranno. u tara kif ħbiebek jitilquk. Perché lui ormai aveva amici nel mondo. Għax hu kellu ħbieb mad-dinja kollha. E poi Dio ha detto non ti darò la possibilità di fare oltre quello che tu chiedi. Minix ħantik il-possibilità li inti tkabbar dak il-biznis dak li xtalbu fil-fatt. E mio fratello si è arrabbiato, ma si è arrabbiato proprio. U huwa verament Abbastanza. irrabja u rrabja b'mod qawwi. E ha cominciato a fare quello che voleva. Baqa jagħmel ta' fattih E ai primi tempi sembrava che tutto andava bene. u għall-ewwel kien qed kollox qed jidher li sejjer tajjeb. E lui a mia mamma diceva, Imma hu lill-ommi qalilha vedi tua figlia, mi Ara. diceva qed ara bintek kienet tgħidli. che Dio non era d'accordo. Guarda come Dio mi sta benedicendo. Ara kif kienet tgħidli Alla ma kienx ħajberikni, mara kif qed iberikni E bħalissa. per circa 2 anni e più U kien u dam din għaddej għal sentej. con mio fratello non ci siamo visti. U perché ma ntqajx ma ħija għal daw is-sentej fil-fatt. passando gli anni Għadda żmien iżjed snin, e le cose sono cambiate per lui. l-affarijiet bdew jinbidlu għalih.
e ha perso, lui aveva una società con l'ENI. Kellu soċjetà mal-Eni, kumpanija E Taljana. malgrado che aveva lui il 51%, U għalkemm hu kellu l-51% tax-shares, avendo a che fare con queste persone kienu qed jagħmilha ma' dan nies che volevano la fabbrica che doveva chiudere, u li rridu l-fabrika u rridu li jalqu għall-fabrika lui non era d'accordo. u ma kienx ovvjament qed jaqbel, Non so cosa hanno fatto firmare, ma għamel xi ħaġa f'ġalu iffirma xi ħaġa, l'hanno buttato fuori senza niente. tefgħuh il-barra u ħallewh b'xejn. Così ha perso tutto. U tilef kollox. E dopo 15 anni U wara 15-il sena ha testimoniato in chiesa ta' it-testimonjanza tiegħu fil-Knisja che quello che Dio gli aveva detto li dak li qallu Alla si è avverato. ġi fir-realtà. Ha lottato tanti anni per riavere quello che aveva perduto, Ġielet ħafna snin biex jerġa' jieħu dak li kien tilef, ma non è stato possibile. imma ma kien qatt possibbli. Ebbene, io a causa di questo, poi altre cose, riguardo alla profezia, me la sono presa con Dio. U mħabba di u mħabba affarijiet oħra rigward il-profezija ħatta jisni bdejt nissielet ma' Alla. E perciò è stata una mia ribellione. Dicevo, Signore, io non ti ho chiesto la profezia perché avevo paura della profezia. U fil-fatt kienet qed toħodha mal-mulej qallu jiena ma tlebtekx il-profezija għax kont nibża propju mill-profezija. Tu me l'hai data e vedi dove mi trovo. Għax inti tajtieli wara issa fejn ninsab. Anche in chiesa Dio parlava e le persone, c'era chi era contento per quello che Dio diceva, ma c'erano quelli che si ribellavano. Anka fil-Knisja, meta jiena kont nipprofetizza u dik li kien jgħidilhom il-mulej, kien hemm nies li ovvjament kienu jieħdu pjaċir jekk jisimgħu aħbar tajba. Imma kien hemm xi nies li jirribellaw meta kienu jisimgħu xi ħaġa li ma toġobhomx. Così ho smesso di pregare U għalhekk waqaftu wkoll nitlob. per paura che Dio mi parlasse. Għax bdejt nibża lil mulej jibqa' jkellimni. Però andavo in chiesa, Imma kont immur xort tal-Knisja. c'erano i fedeli, ospitavo i fedeli che venivano a casa. Kont nilqa lil min kien jemmen, kien jiġi iżurna d-dar. Questo mio contrasto con Dio, U dan din il-tislita mal-Alla, la chiesa non sapevano niente. il-Knisja ma kienu jafu xejn biha. Perché io pensavo, i fedeli non c'entrano, Għax kont ngħid li min jemmen se huma sono io che lotto con Dio, m'għandhomx jaqsmu għax jiena li qed niġġieled la malla. chiesa non c'entra. Għax il-Knisja m'għandix taqsam. L'opera di Dio è sacra, Għax hija l-opera tal-Alla hija sagra, non si tocca. ma tmissix. Ebbene, ho passato anni duri, Għaddejt molto duri, snin vera ibsin. perché lottare con Dio Għax tissielet ma' Alla non conviene. ma jaqbillek qatt. Dopo anni Wara snin sħaħ. che sono arrivata al punto di dire che Satana e i suoi figli li tratta meglio, Kont saħan sitra ngħid li Satana il-tfal tiegħu jitrattaħħom aħjar. una sera una sorella mi dice: Angela, ti devo parlare, ho qualcosa da dirti. Waħda miħutna għaltila Angela għandi bżonn ninkelmek għax għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa. Mi ha detto, mentre pregavo Meta kont qed nitlob, ho avuto una visione, kelli viżjoni. ho visto te dentro una bara Rajt lilek f'tebut morta. mejta. Però Dio mi ha detto, Imma Alla qalli di alla mia figliola għajt lil binti che si risveglia, li biex tqum risorge dai morti, u li tqum mill-mejtin che prega li biex titlob e io la inonderò di luce. u jiena ħanimlija bid-dawl. Queste parole la sorella aveva paura a parlare, Ovvjament din l-oħt kienet skomda biex titkellem, ma a me mi hanno rincorato, imma li l-inkoraġġuni daw il-klim mi ha dato una speranza tatni speranza ġdida e ho cominciato a pregare. u bdejt nerġa' nitlob. Ebbene, sono passati anni Għaddew snin reġgħu e Dio cominciò a parlarmi di nuovo. u l-mulej beda jerġa' jkellimni. Così le cose sono cambiate. U hekk l-affarijiet bdew jinbidlu. Ebbene, per altri anni ho continuato a fare Marta. Imma bqajt nagħmilha ta' Marta għal snin sħaħ. Adesso ho un po' di anni che sto facendo Maria, Issa għal ftit daw iż-ftit bdejt nagħmilha ta' Marija perché Dio vuole questo. għax il-mulej hekk irid. Dio mi sta benedicendo Alla qed ibirikni
con le sorelle, bħutin nisa, con le riunioni, bil-laqda, le riunioni nelle famiglie, bil-laqda fil-familja, le riunioni tra le sorelle in chiesa. bil-laqda bejn l-aħwa nisa, Preghiamo, nitolbu, vediamo i miracoli che Dio fa, qed naraw il-mirakli l-mulej qed jagħmel, miracoli di guarigione, mirakli ta' fejqan, di salvezza, ta' salvazzjoni. e Dio mi incoraggia a fare U questo. Alla tinkoraġġini biex nagħmel dawn Mi l-affarijiet. incoraggia a parlare alla Chiesa. Tinkoraġġini biex inkellem il-Knisja. Ebbene, io questa sera voglio dire, U lejla rrid ngħidilkom, io ho pagato caramente jiena ħallast mod qawwi la mia ribellione con Dio. ir-rebellioni tiegħi ma' Alla. Ma quanto Dio perdona Imma meta Alla jaħfer e ti benedice, u jbirkek, la vita cambia. il-ħajja tiegħek tinbidel. Io ringrazio il Signore Jien per questo, nirringrazzja l-Ġesu għal dan perché la mia vita è cambiata. għax ħajti inbidlet. E io questa sera voglio dirti, sorella, U lejla rid ngħidlek oħt, fratello, ħu, cerca il Signore con tutto il cuore. fittex il-mulej b'qalbek kollha. Perché Dio, un giorno ho pregato per la riunione delle donne che faccio ogni anno, Li mbagħad tlabt darba minnhom għal għaqda ta' bejn il-nisa li nagħmel ta' kull sena. e dicevo, Signore, quale sarà il tema quest'anno? Di che cosa dobbiamo parlare? Dei miracoli? Fdejt insaqsi lill-Alla f'x'kienet it-tema li rridu nitkellmu llum, ħan nitkellmu fuq mirakli. Ma Dio mi disse, no, mia figliola, Għażu le binti, parla del cuore. tkellem fuq il-qalb. Perché molti sono coloro Għax huma ħafna dawk che vengono in chiesa, li jiġu l-Knisja ma il loro cuore è lontano. imma qalbhom qiegħda l-bot. Io voglio il cuore dei miei figli. Jiena rrid il-qalb ta' tfal Voglio tiegħi il qed primo jgħidem. posto nella vita Irrid l-ewwel post fil-ħajja tagħhom perché io ho dato la mia vita għax jiena tajt il-ħajja tiegħi per la salvezza di ognuno. għas-salvazzjoni ta' kull wieħed minnhom. E io voglio che coloro che vengono a me U dawk kollha li jiġu għandi siano umili, ikunu umli, hanno un cuore secondo il mio volere, għandhom qalb skont ir-rida tiegħi, un cuore che mi ama qalb li tħobbni, e io li benedirò grandemente. u jiena ħan birikom b'mod qawwi. Quella riunione quel giorno Dik laqda dikinhar è stata benedetta. kienet imbirka, Ci sono stati miracoli kien hemm ħafna mirakli seħħu di salvezza, ta' salvazzjoni, di guarigione, ta' fejqan, di liberazione, ta' libertà, perché è quello che Dio vuole. għax hekk irid il-mulej. Oggi Dio cerca persone Illum il-mulej tfittex persuni che lo servono. li jaqduh. Il tempo è vicino Il-żmien huwa viċin e Gesù vuole operai per l'opera sua. u Ġesu irid jopera skont kif irid hu. Dio vuole operai che lavorano per la sua Chiesa Alla jrid ħaddiema li jaħdmu għall-Knisja tiegħu. e ognuno di noi. U kull wieħed waħda minnha Dio dice risvegliati se dormi, qed jgħidilkom qumu jekk intom reqdin. cerca la mia faccia Fittex il-wiċċi e io ti darò tanto, u jien antik ti ħafna. darò tanto Intik ħafna. e tu vedrai la mia gloria. U inti tara l-glorja tiegħi. Ebbene, io ringrazio Dio Nirringrazzja per l-Alla quello che Dio sta facendo dak kollu li qed jagħmel magħna e per quello che Dio farà per ognuno di u noi dak kollu li ħajamel għalina l-koll. se noi ci arrendiamo a Cristo. Hekk aħna nagħtu ħajjitna l-Ġesu totalment. Vedremo la sua luce. Aħna naraw id-dawl tiegħu. Amen. Amen. Alleluja. Alleluia. Gloria a Dio. Credo che mi è rimasto poco tempo per predicare. Ftit baqa li ħin biex nipredka. Ringrazio Dio per quello che ha fatto nella vita di mia moglie. Nirringrazzja l-Alla ta' dak kollu li għamel ma' Marti. È vero che ha passato un periodo brutto e di conseguenza ha fatto pagare le pene a me, Fil-fatt iva għaddit minn żmien ikraħ imma anke jiena wkoll batejt magħha. ma si è arresa al volere di Dio. Imma mbagħad tat verament ħajjita lil mulej. Servire Għarrida tiegħu. Dio può costare grandi sacrifici. Għax meta inti taqdi lill-Alla jista' jkun hemm ħafna Ma sagrifiċċji. il Signore non ci ha mai illusi. Imma l-mulej qatt ma tagħna illużjoni. Non ci ha detto che il cammino è sempre facile. Ma qalinniex li l-triq hija faċli. Dobbiamo essere pronti
a resistere, a sopportare tutto perché avremo sempre la vittoria. Questo è sicuro. Għalina li nibqaw ninsistu għax skur għanna r-rebħa dik E iva. quando mia moglie ha capito questo, il Signore l'ha convinta di questo, U meta l-mulej konvinċija fuq dan l'ha arricchita di doni u taħħa ħafna doni e ormai sono 27 anni che conduce una riunione annuale a livello nazionale, u fil-fatt ila 27 sena tagħmel molto din il-laqa impegnata nella Chiesa. mal-Italja kollha f'darba Quella fis-sena. sta facendo il lavoro dalla mattina alla sera, non si ferma più. Ma tiqaf xejn minn E filgħodu sa addirittura mi filgħaxija. dicono che io sono un predicatore che predico a lungo. U ita li jiena nipritka fit-tul. Ma se si mette a predicare lei non la smette Ma proprio. meta tibda tipritka jimma ħadd ma jwaqqafha. I fedeli di Gela vi salutano caramente nell'amore del Signore. Daw kollu li jemnu minn ġela vera jitikom u tukom merba, verament. Allora andiamo direttamente alla lettura di dei piccoli brani Ħanaqraw ukoll xi siltiet. nel libro del profeta Isaia, capitolo 43, Isaija 43, 43 dal primo versetto l-ewwel vers all'8. sa 8. Amen, il Signore sia lodato. Nfaħru l-mulej, halleluja. Amen. Amen. Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Farò venire la tua progenie dagli estremi e ti radunerò dall'ovest. Dirò al settentrione, restituiscili, e al mezzogiorno non trattenerli. Fai venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalle estremità della terra. Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto. Fai uscire il popolo cieco che tuttavia ha gli occhi e i sordi che tuttavia hanno orecchie. Un'altra breve lettura e poi così passiamo a quello che il Signore mi ha messo in cuore. Nel primo... Isaija 43, ok? L-ewwel vers, u issa hekk jgħid il-mulej dak li ħaqek o Ġakob, u dak li sawrek o Izrael, la tibżax għax jiena fdejtek, sejjaħtlek bismi, inti tiegħi. Meta tgħaddi mill-ilmijiet jista' jkun miegħek u fix-xmajjar ma jarqux. Meta tgħaddi min-nar ma tinħaraqx, lanqas il-fjamma ma taħarqek, għax jien il-mulej Alla tiegħek u l-qaddis ta' Izrael is-Salvatur tiegħek. Tajt l-Eġittu bil-fidwa tiegħek, l-Etjopja u l-Seba għalik, għax inti għażiż f'għajnejja u weġġek u jien nħobbok. Għalhekk jien nagħti Izrael l-irġiel flokok u popli minn flok ħajtek. La tibżax għax miegħek jien inġib lil nislek mill-vant u mill-punent minn ġmielek. Najt li tramuntana għati l-nofsinar, lażżomx ġiġib l-lulidi mill-bot u l-bniet tijaj mitru fl-art u l-kull wieħed l-insema bismi, għax jiena ħlaqtu għal-glorja tijaj, jien sawartu iva jien għamiltu, ġib n-nisomja għal-kem għandhom għajnejn u torox għal-kem għandhom widnejn. Nella prima epistola di San Pietro, L-ewwel epistola ta' San Pietru, al capitolo 2, chapter 2, kapitlu 2, primo versetto, l-ewwel vers, dove sta scritto: deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie,
le invidie ed ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per mezzo d'esso cresciate. Per brevità di lettura andiamo al versetto 7. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e questo sono altresì stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Fil-fatt l-ewwel epistola ta' Pietru, kapitlu 2, nibda minn vers 1, għalhekk warbu kull malizzja u kull u wiri ta' ħaġa boħra u ejriet u kull tqassiż. Bħal trabi li għandhom kemm twildu. Ixxenqu għal ħalib safi tal-kelma biex tikbru fih. Imbagħad immorru minn vers 7 għalikom mela li temnu u prezzjuż, imma għal dawk li ma jemnux il-ġebla li rmew il-bennejja saret ras ix-xewka. U l-ġebla tat-tiġrif u l-blata tat-tfixkil għal dawk li ġarfu fil-kelma billi ma jemnuwiex, għax dan ukoll huma kienu id-destinati. Imma intom ġens maħtur, saċerdoti urjali, nazzjon qaddis, poplu miksub biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-lama d-dawl tiegħu tal-aġeb. Intom u li fl-modi ma kontux poplu imma issa poplu talla li ma kontux lajtu ħnina imma issa lajtu il-ħnina. Alleluja. Voglio invitarvi ad alzarvi per 30 secondi Ħanitlobkom e biex rivolgere un tqumu pensiero al Signore. biex ngħidu ħsieb lill-mulej. Io confido in te, oh Dio. Iva mulej jien nistriħ fik mulej. Non sono venuto in mezzo a questi miei cari fratelli Ma ġejġ qudiem ma' dawħuti per presentare me stesso biex jien nippreżenta li l-nifsi. o per fare bella figura, Jew kella biex nagħmel xi figura tajba. ma sono venuto per parlare di te Imma ġejt biex nitkellem fuqek secondo la tua volontà. skont ir-rida tiegħek. Mi affido a te, Jiena nafda fik. imploro te Spirito Santo, Iva Spiritu Santu jien arriva la tua nokroblok. unzione nella mia vita, Għamel id-dilka tiegħek tiġi f'ħajti. usami come tu vuoi, Użani kif inti per il trid. bene di questa Chiesa, Għal ġid ta' dil-Knisja. e fa che tutti siano attenti Li kulħadd ikun attent ed interessati u interessati all'ascolto della tua parola għal smieħa tal-kelma e a tiegħek mettere in pratica u li jagħmlu fil-prattika ogni tuo insegnamento. kull ta'lim tiegħek. Chiedo grazia, Padre, nel nome di Gesù. Nirringrazzjak missier fisem Ġesu. Amen. 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 Accomodatevi. Cari nel Signore, Ħut Jeżis. avevo stabilito la data per venire da voi Għamilt id-data biex niġijaw e qualche giorno prima pregavo u xi ftit ġranet qabel kont qed nitlob dicendo, Signore, u dejna Sinjur. quale pensiero mi metti per predicare a Malta? Xi ħsieb ħattini biex nippretka f'Malta. Mi passavano tante cose, Dew jiġuni ħafna ħsibijiet, ma non riuscivo a concentrarmi su niente. imma ma bdejx nikkonċentra fuq xi ħaġa spesifika. Di solito quando vado in viaggio Xi kulha meta nkun sejjer ġo vjaġġ, prego il Signore perché sia Lui a rivelarmi il messaggio, nitlob lil mulej biex hu jirrevela l-messaġġ. perché non parto col proposito di farmi conoscere o di fare bella figura, Għax jiena ma mmurx biex kulħadd isir jafni u nagħmel figura tajba, ma quello di portare il messaggio di Dio. imma biex niġib il-messaġġ. Una parentesi, se oggi faccio mala figura la colpa è della sorella Mariella,
perché lei mi ha dato molto da mangiare, un mangiare straordinario, e ho la pancia piena, quindi se faccio mala figura la colpa è sua. Ek mistana ma figura tajba mħabba fija, mħabba Mariella xtantatni nikol li tal-ħaxnitni. Scherzo, chiaramente. Qed A nitċajt Dio la ovvjament. gloria per l'accoglienza e Nati per gloria tutto al Mulej l'amore all'accoglienza che u l-imħabba. avete messo nei miei confronti, nei confronti di mia moglie. Mħabba li e tantu per l'amore rejtuna, vostro. halleluja. Alleluia, gloria al Signore. Stavo pregando, non avevo l'idea. Dejt nitlobhom kelli x'idea sono partito ieri mattina, Tlaqt questo è il-bieraħ. venuto giovedì. u ġejn il-ħamis. Da noi c'era il maestro di canto che viene una volta al mese e sta 4 giorni a insegnare il canto ai nostri ragazzi del coro. Kienu ċad li jiġi kull erbatien biex jiġi jallem l-kor tagħna. E i ragazzi vengono uno alla volta, ogni ora ce n'è uno o a mezz'ora a secondo. U fil-fatt jiġi kulħadd f'intervall ta' nofsija biex jitgħallem. Una sorella è arrivata con anticipo. U kien hemm waħda minn ħudna li ġiet qabel. E ha detto, pastore, non so perché sono venuto con anticipo. Sento di, se non sei impegnato, posso venire, posso entrare nel tuo ufficio. Jekk inti ġejt qabel, nista' jekk inti m'intix impenjat niġi fl-uffiċċju tiegħek. È una carissima sorella che il Signore usa tantissimo. U hija oħt li verament il-mulej juża ħafna. Ha detto, Giusy, entra, preghiamo insieme. Ej, jidħol għan nitolbu flimkien. Dice, preghiamo perché io devo andare a Malta. Nitolbu x'jien irid immur Malta. Non ho detto il motivo. Ma ttilix għalfej. Ci siamo messi a pregare il Signore immediatamente. U bdejna nitolbu La prende con l-mulej la potenza dello Spirito Santo. qabet il-qawwa tal-Spiritu Santu. E disse, servo mio, Għalet tu għaddejt. parlerai a Malta di ubbidienza ed umiltà. Inta titkellem għal Malta għall-ubbidjenza u l-umiltà. Poi il resto le parole te le metto io come sempre. Mbagħad jien antik il-klim l-oħra bħas-soltu. Grazie Signore. U għatlu grazzi mulej. Ed eccomi qua. U jgħataw. Significa che qualcuno di voi Jifisser li Forse xaħat solo minnkom, uno. anka wieħed minnkom biss, ha bisogno di imparare l'ubbidienza. għandu bżonn jitgħallem fuq l-ubbidjenza. Può darsi che sia più di uno, Forsi iżjab minn wieħed. ma forse siete tutti bravi e ubbidienti. Imma forsi intkom ubbidjenti kollha. Se ce n'è solo uno, addio la gloria. Kawx wieħed biss għal glorja għal mulej. Halleluja. Perché Dio Għalfejn Alla. vuole l'ubbidienza? Irrid l-ubbidjenza. Non la chiede sicuramente a coloro che non lo conoscono. Mhux qed tisaqsi għal min m'għadu ma jafux. Non la chiede a coloro che non hanno un rapporto con lui. Mhux ħajsaqsi għal min m'għandux rapport miegħu. Tu, io. Jiena u int. Da chi pretendiamo ubbidienza? Minant min pretendu l-ubbidjenza. Alle persone con le quali siamo molto collegati, Dawk in-nies li aħna għandna connection magħhom. ai figli. Għal tfal tagħna. Perché vogliamo l'ubbidienza dei figli? Għalfejn rridu l-ulidna jobduna. Perché li vogliamo bene e vogliamo che crescono bene. Għax rridu Amen. għax rridu għolhom il-ġid u rridu għom jikbru fil-ġid. Un datore di lavoro chiede ubbidienza anche ai propri dipendenti. Min ħaddem jitlob ubbidjenza għal min ovvjament qed iħaddem. Dice tu devi fare secondo il mio progetto. Inti tittames skont il-proġett Non puoi tiegħek. fare un lavoro a modo tuo. Ma tistax tagħmel xogħol kif Quindi jaqbel devi essere ubbidiente a quello che io ti comando. Inti tkun ubbidjenti għal dak li jiena nikmandak. Ad un estraneo, Għal xi ħadd li huwa barrani, ad uno col quale non c'è un rapporto, għal dak li m'għandekx rapport miegħu, non c'è motivo di chiedere ubbidienza. ma tistax issaqsi għall-ubbidjenza. Questa è la ragione per cui Dio chiede ubbidienza ai suoi figli. U għalhekk Alla qed jitlob l-ubbidjenza għall-uliedu. E proprio perché U għalhekk tu sei prezioso per il għalhekk Signore, prezzjuż għal mulej. speciale. Speċjali. Per questo Dio Għax dan Alla pretende qualcosa. jippretendi xi ħaġa. Io ti amo. Jgħidlek jiena nħobbok. Ti ho conosciuto sin da quando ti formavi nel seno di tua madre. Inti jiena sirt nafek minn mindu inti kont fġuf ommok. Io ti ho scelto, Jiena ziltek. ti ho chiamato per nome. Jiena jatlek bismek. Tu sei mia, Inti tiegħi. tu mi appartieni Inti tiegħi. e io ho voluto fare con te
U jiena rrid nagħmel miegħek un patto, patt, un patto d'amore. patt ta' mħabba. Ti ho voluto costituire Jiena rrid intik Ti ho kostituzzjoni. eletto. Eleġġejtek. perché tu Biex- proclami il mio nome. Tkun ix-xandar il-kelm Di l-ismi. te voglio fare una nazione, Bik rrid nagħmel nazzjon, un popolo. poplu. Perciò mi devi ubbidire. Għalhekk inti tittobdini. Amen. Amen. Come siamo speciali Aħna daqshekk speċjali. Halleluja. per il Signore. Għal Sinjur. Ce lo ha dimostrato. U irjunna. Dio non è uno che usa parole Alla mhux wieħed li juża l-kliem e non ci sono i fatti. u m'hemmx il-fatti warahom. Dio ha i fatti. Alla għandu l-fatti. Dio ha tanto amato il mondo Alla hekk ħabb id-dinja che ha dato il suo unigenito figlio, li tal l-ibnu l-waħdini. affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. U kull min jemmen fih ma jmutx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluja. Alleluia. Io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. In jiena jatlek bismek għax inti tiegħi. Quando passerai per le acque non ti sommergeranno. Meta inti ħatgħaddi mill-ilmijiet m'intix Quando ħatere. attraverserai il fuoco non ti brucerai. Meta inti ħatgħaddi min-nirien m'intix ħatinħaraq. 1000 te ne possono cadere a destra, 10.000 al lato sinistro, Elf ma is- nessuna di essa ti colpirà. Elf jaqgħu fix-xelluka 10,000 fuq il-lemin imma Perché il mio sguardo è su di te. Xejn ma ħjaqa fuqek. Alleluia. Alleluja. Oh, com'è bello sapere tutte queste cose. Kemm huma sabiħ li tkun taf daw l-affarijiet kollha. Quanti esempi ci offre la Bibbia. Kemm eżempji bħal daw it-tina l-Bibja. Meraviglioso. Signore, grazie. Grazzi mulej, affarijiet sbieħ. In te ho trovato il bene. Għax fik sibt In il-ġid. te ho trovato la salute. Fik sibt In te is-saħħa. ho trovato la provvidenza. Fik sibt In il-providenza. te ho trovato la guarigione. Fik sibt In il-fejqan. te ho la certezza della vita e Fik- della vita eterna. Fik hemm iċ-ċertezza Cosa tal-ħajja u posso ħajja volere di l-eterna. più? X'għandi bżonn niżjed. Tutto quello che io ti chiedo tu me lo dai. Dak kollu li żaqsika li inti tjuri. Signore, che bello. Grazzi mulej xi ġmiel. Ma c'è qualche altra cosa Hemm xi ħaġa oħra. dove non si può essere tanto contenti. Imma tantx ikunu nistgħu entużjasti fuqha. Il momento in cui il Signore ti dice: Il-moment li jgħidlek. lascia tutto, Ħalli kollox seguimi. u imxi warajja. Signore, Mulej. ho un impegno ben preciso. Għandi daw l-affarijiet kollha x'nagħmel. Prima devo seppellire mio padre, onorare mio padre, questo è nella tua volontà. L-ewwel li nora l-missier għax dik Non sei hija. tu che insegni che bisogna onorare il padre e la madre? Mhux inti tallimna li rridu naraw il-ġenituri tagħna E troviamo le scuse. u nibdew insibu l-iskużi. Lascia i morti seppellire i loro morti. Ħalli Vieni e l-mejtin seguimi. jitfnu l-mejtin u imxi warajja. Che bello seguirti, Signore. Kemm hu sabiħ li segwik mulej. Non ci manca niente seguendo te. Jekk għandi lilek ma jonqosni xejn. Ma quando Gesù dice voi venite perché io vi guarisco, perché io vi do da mangiare quando non c'è niente nel deserto, pochi pani, la moltiplicazione. U l-mulej jgħidilkom ejjew u jien antikom xtiklu nfejjaqkom. Ma voi non dovete venire dietro di me per il pane che perisce, Imma inti ma trix tiġi warajja fuq dak il-ħobs li jispiċċa. ma venite per il pane che conduce a vita eterna. Imma tiġi għal-ħobs dak Chi li mangia la mia carne e beve il mio sangue a vita eterna. U jixrob dem jkollu il-ħajja Mamma mia, questo parlare è incomprensibile. Ma nistawx nifmuh dak il-kliem. Che dici, Signore? Xettajt mulej. Noi dobbiamo mangiare la tua carne. Jaħna rridu per niklu il tuo l-laħam sangue. tijak u nixorbu d-dem. Gesù ha perso la testa? Forsi tilifa. Mulej. Girano le spalle e se ne vanno. Iduru u jitilqu lem. E dietro ai primi andarono tutti. U wara l-ewwel nies bdew jitilqu kollha. E i discepoli si guardavano. U d-disċipli baqgħu jħarsu lejn xulxin. Maestro, ma che hai combinato? U għal-maestru, x'għamilt mulej hawnhekk? E perché non te ne vai anche tu? Perché non ve ne andate anche voi? Għax ma titilqux intom mela. Għallhom. No, Signore. Noi abbiamo compreso che solo tu hai parole di vita eterna. Le, mulej, aħna fimna li inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Alleluia. Halleluja. Alleluia.
Allora ecco, cari miei, chi mi vuole seguire prenda ogni giorno la propria croce e mi segua. U hekk għalilhom li min irid isegwini È il jaqbad messaggio is-salib che non u jimxi piace. warajja. Huwa messaġġ li ma jintaġobx. Mi devi seguire Tridu e devi seguni? fare quello che io voglio, U tridu tagħmlu dak li non jiena rrid. soltanto quando ti piace, Mhux dak li ma joġbok. lo devi fare anche quando non ti piace. Anka tittamlu meta lilek ma joġbokx. Ok. Man, Parliamo soltanto di alcuni casi, jena raw ċertu portiamo każijiet. alcuni esempi, Xi ftit ne eżempji. potremmo portare di esempi a non finire. U hemm ħafna eżempji. Uomini di fede Nista' fidi che hanno dovuto dire sì al li Signore kellhom jgħidu iva lil mulej. semplicemente per fede. Fede. Sempliċement Non si può fidi. essere ubbidienti se non si è fedeli. Ma tistax tkun ubbedjenti jekk m'għandekx fidi. Jekk ma tkunx fidil. Fede, fiducia, Fiduċa, stima. stima. Alleluja. Lo stesso. Ok? Io mi fido Jiena fido di te, Jien nafda Signore. fik, mulej. E allora faccio quello che tu mi comandi. U għalhekk ħan nagħmel dak li inti tikmandani. Dio conosce i cuori. Alla jaf il-qlub. Perché spesso diciamo, sì Signore, No, la viva. tua volontà sia fatta. Ngħidu iva l-rida tiegħek isseħħ. Ma quando la volontà di Dio Meta l-volontà Alla diventa dura, tibda tiġi jibsa. Signore. Le mulej. Avete sentito un tratto della testimonianza di mia moglie? Kellek smajtu ftit it-testimonjanza ta' Marti fil-fatt. Litigare, mio fratello mi deve odiare solo perché io ho pronunciato la tua parola? Hija rid jobodni għax jiena għadt il-kelma tiegħek. No, Signore, io non volevo questo. Io io non non- volevo questo dono, questo e non lo voglio. Le ma rridux dan id-don, le ma rridux mulej. Tu non lo vuoi. Int ma tridux. Tu devi fare quello che ti comando io. Int ma tridux, inti trid tagħmel dak li Ti ngħidlek stai jien. servendo. Imma il-min qed taqdi. Sì, ma io vado in chiesa. Imma jiena mor il-Knisja. Ma io servo i fratelli. Jiena naqdi Io l-ħuti. accolgo gli ospiti a casa mia. U nilqa' n-nies id-dar tiegħi. Non basta che faccio questo? Ma importar, mhux No, biżejjed tu nagħmel hekk. devi fare quello che ti dico io. Le, inti trid tagħmel dak li ngħidlek jien, jgħid il-mulej. Abramo Abram. è come Signore. Kif, mulej? Io voglio fare qualcosa di grande con te. Jrid nagħmel affarijiet kbar Dimmi. miegħek. Għajdli. Innanzitutto devi lasciare il tuo paese. L-ewwel u qabel kollox titħalli pajjiżek. Lascia tutti. Titlaq il-kulħadd. Avviati per un cammino che tu non conosci. Ħatmur fi triq li inti ma tafx. E io con te farò un popolo. U jiena Una bik nazzjoni. ħanamel poplu, ħanamel nazzjon. E dalla tua discendenza U mid-discendenza saranno tiegħek benedette tutte le nazioni della Ħajjiġu terra. birka n-nazzjonijiet kollha. Farai questo, Signore. Ħatamel dan mulej. Va bene. Iva, Vado. ħanitlaq. Vi piace avventurarvi per qualcosa di incerto? Tħobbu intom tmorru x'imkien fejn intom m'għandkomx ċertezza fejn żejrin? Ci sono avventurieri nel mondo, Iva hawn min huwa ta' avventura ma qui fil-fatt. non parliamo di avventurieri così, di uomini e donne che hanno il piacere di avventurarsi. Aħna mhux qed Sai che nitkellmu cosa? fuq avventur dawk li jmorru għall-avventura biex jieħdu pjaċir. Qua si tratta di persone che hanno sapienza, Hawnhekk qed nitkellmu fuq nies li għandhom intelligenza, un cervello, għandhom che moħħ, ragiona. jirraġunaw. Signore, io qua ho una mia sistemazione, Mulej hawnhekk jien għandi kollox diġà. ho una mia famiglia, un mio Għandi lavoro, familja, għandi l-xogħol. so tutto quello che mi serve. Għandi dak kollu li għandi bżonn fil-fatt. Perché mi devo spostare? Għalfejn għandi niċċaqlaq minn hawn. E si può anche discutere con Dio U tista' tiddiskuti mal-mulej quando non si vuole ubbidire. meta inti ma tridx tobdi. Forse qualcuno sta cercando di discutere, Forsi hawn xi ħadd minnkom irid jiddiskuti. o più esattamente dico, stai mettendo in discussione ciò che Dio ti chiede. Jon kella titfa' f'diskussjoni dak li Alla Dio qed ti jgħidlek. parla attraverso il pastore che predica la parola. Il-mulej qed ikellmek permezz tal-pastra li qed Dio ti ixxandar parla il-kelma. attraverso la scrittura. Il-mulej qed ikellmek permezz tal-iskrittura. Dio ti parla direttamente al tuo cuore. Il-mulej qed ikellmek Dio direttament ti ġo parla qalbek. per profezia, Qed ikellmek permezz per tal-profezija. rivelazione.
bir-revelazzjoni. Ma tu stai mettendo in discussione Imma tagħmel il parlare f'diskussjoni. di Dio. Dak li l-mulej irridek jagħmel. Trovi le scuse, Qed issib l-iskużi. trovi le motivazioni Qed issib il-motivazzjoni. e metti tempo. U qed tirbaħ il-ħin minn għalik. Forse quello che ha detto il pastore non va, Forsi dak li qal il-pastor ma la jgħodx. profezia, boh, Xi chissà. profezija min jaf. Tu sai che Dio ti sta parlando Imma inti taf ġo qalbek li l-mulej jista' qed ikellmek. e a te conviene solo ubbidire. U inti kull ma tittamel huwa tobdi. Vuoi la benedizione di Dio? Trid il-barka talla? Sì, e chi non vuole la U min ma benedizione? jridx il-barka talla fl-aħħar mill-aħħar. Ma vuoi attraversare il deserto? Imma trid tmur fid-deżert u tgħaddih id-deżert? Vuoi affrontare le lotte, le guerre, la Trid dak il-gwerra, sofferenza, ogni tipo di problema? u dak kollu l-problemi kollha li nqalgħu? Abramo lasciò tutto e andò. Abram tqabad telaq kollox u telaq. Ti darò un'eredità. Intik wirt. Ma questa eredità non arrivava. Imma dil-wirt qatt ma ġi fil-fatt. La moglie è sterile. Għax il-mara kienet Il miracolo non sterili. succedeva. Ma se tix kollha tfal u l-miraklu ma E sono setax. passati anni, anni e anni. Snin u snin u snin. Poi, Mbagħad quando non ci credeva più la moglie, Sara, meta tilfet kull speranza Sara io l-mara. un anno, Sara partorirà. ħatwellet u xi ħawellet. Is-sena li twellet. Ma Sara ha partorito. Imma Sara wkoll weldet. Stravecchia. Kienet xieħa fuq Non solo ix-xjuħ. sterile, ma ormai molto vecchia. Kienet verament E xieħa u anche kienet Abramo ukoll non era sessuali. più giovane. Waqqas Abram ma kien żagħżugħ. Noi crediamo nel Dio dell'impossibile. Aħna nemnu falla tal-impossibbli. Le promesse di Dio sono sì ed amen. Għax il-wedit tal-law ma iva u amen. Ma noi dobbiamo ubbidire. Imma aħna rridu nobdu. Ma fino a che punto dobbiamo ubbidire? Imma sa kemm irridu C'è nobdu. un limite? Hemm limitu? Immaginate Sara che non aveva creduto, che aveva dato al marito la serva, insomma tutto il resto. Immaġinaw il-Sara li ma kienet Poi ċettemmelu ta' che ha un il-qaddeja figlio. tagħha. U bat għanda dal-wilt. Quanto è grande Dio! U kemmu kbir il-mulej. Dio mantiene le promesse. Għax Alla E verament il wetta bambino il-wedit. cresceva, cresceva a meraviglia. U da kienet jikber mod Un giorno, tajjeb. un ragazzino già grandetto, U dak kien dodicenne, diġà mfarfar ukoll. Dio dice ad Abramo, Abramo, Għallu l-Abram mulej. dimmi Signore, Għajdli mulej. sacrificami tuo figlio, l'unico, Is-sakrifika it-tifel tiegħek. il figlio che ami. Dak it-tifel inti tant tħobb. Abramo non discute. Abram qatt ma ddiskuta. Non ti stupisce questa cosa? Ma Che Abramo non ġalkomx discute. tkunu meraviljati fuq dawn l-affarijiet. Abram laqqas biss iddiskuti għadi. Perché non discute? Perché Alfej. ubbidisce. Għax hu jobdi. E perché ubbidisce? U għalfej jobdi. Perché ha fede in Dio. Għax kellu fidi falla. Forse Dio me lo risusciterà. Għax Alla ħajqajmu jerġa'. Ma io non posso dire di no. Imma jien ma nistax ngħid le. Sono arrivato fino a questo punto Ġejt dal-punt perché Dio l'ha permesso. għax Alla permettih. E ora non posso dire no, questo no, Signore. Għax jien ma nistax ngħid le sa dan le mulej. Dove sei arrivato, fratello o sorella? Fejn inti wasalt? Nel cammino della fede. Fil-triq tiegħek ta' fidi. Continua a camminare in ubbidienza. Ibqa' imxi fuq bidjenza. Ubbidisci. Obdi. Perché l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Għax l-obbedjenza hija ħafna qawwija mis-sagrifiċċju. Prestare attenzione più che il grasso dei montoni. Citeremo anche questo. Kunu attenti iżjed Sappiamo mill-xaħam che Abramo tal-montuni. anche davanti al sacrificio del figlio. Kien qiegħed quddiem is-sagrifiċċju andò tat-tifel Abram. sul Monte Moria. Mar fuq Cita di immaginare, papà, Għallu missier da l-tifel. la legna ce l'abbiamo, Il-njam għandna, il coltello c'è, anka s-sikkin għandna, il fuoco c'è, in-nar ukoll, ma l'agnello imma il-ħaruf Dio provvederà. Alla ħajprovdi għallu. Stava aspettando la provvidenza di Dio. Kienet Dio farà jistenna qualcosa. provvidenza.
Ma quando sono arrivati, Ma meta waslu? l'agnello non c'era ancora. Il-ħaruf kien għadu ma wasalx? E lui non diceva, ma fino a quando devo, Signore, aspettare? Ma qalx imma mulej, kemm ħan Ma per davvero vuoi che io sacrifico mio figlio? Inti verament trid No, li Abramo nissakrifika non lo tifel? disse, non Qatt mise ma in għalek. discussione. Qatt ma tefa' Legò il figlio sull'altare tefa' l-tifel tiegħu fuq l-artal u rabtu. ed era pronto U les ad biex kien abbassare les sul biex suo petto. joqtlu jitfaħ Il-punjali. s-sikkina ġo sidru. Fermo, Abramo, Għallu iqaf Abram, ho visto la tua fede. rajt il-fidi tiegħek. Halleluja. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Halleluja. Alleluia. Thank you, Lord. Raccontiamo la storia degli uomini dell'Antico Testamento. Nitkellmu fuq il-rakkonti tal-nies tat-Testament l-Antik. Raccontiamo come storie uniche. Huma stejjer uniċi. Ma io vi posso dire, cari, Ma nista' ngħidilkom, eżis, che uomini di Dio di tutti i tempi li n-nies ta' kull żmien, e anche del presente, anke tal-preżent, ognuno in modo unico kulħadd mod uniku tiegħu è passato attraverso le prove għadda mill-provi e chi ha saputo ubbidire u kien jaf jobdi ha visto la gloria di Dio. ra il-glorja talla. Ma chi non è stato ubbidiente Imma min ma in bdiex tutte le cose, f'kollox sempre e fino alla fine, dejjem sal-aħħar è stato un fallito. kien fallut. Vuoi essere un fallito Trid tkun o fallut? un vittorioso? Jew vittorjus. Dio mantiene la sua promessa sulla tua vita. Il-mulej Tu sei preziosa agli occhi il-wedda miei. tiegħu għax inti prezzju salih. Io darò popoli al posto tuo. Jien antik poplu għalik. Ma tu devi essere fedele fino Imma alla inti fine. tkun fidil E sal-aħħar. perché fedele, ubbidiente. U tkun fidil u anke ġifieri ubbidjenti. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. 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 Dio ha un progetto. Għallandu proġett. Mosè è stato un uomo di Dio, Mosè kien raġel talla, cresciuto in Egitto, kiber fl-Eġittu, ed è come il Signore conosce i suoi figli da sempre, jaf il-lulidu da minn quando dejjem. veniamo formati. Minn mindu aħna niġu formati. È stato il caso che Mosè è stato salvato dalla morte come venivano uccisi tutti i maschi che nascevano in quel periodo? Kien kombinazzjoni li Mosè ġi salvat minn dawk l-tfal kollha li ġew maqtula No. f'dak iż-żmien? Dio che conosce, Le, Alla jaf. prepara ogni cosa. Jipprepara kollox. Cresciuto, salvato dalla figlia di Faraone, Ġi salvat mit-tifla tal-Farawn u kiber. cresciuto nella casa di Faraone, Kiber fid-dar tal-Farawn, prospettive di diventare lui stesso il Faraone, kellu prospettiva li kien ħajkun u stess il-Farawn, ma nel cuore di Mosè imma f'qalb Mosè incominciava a formarsi il pensiero di Dio. beda jifforma il-ħsieb ta' Alla. Quelli sono i miei fratelli che soffrono. Dawk huma ħuti li qed isofru. E ha provato ad intervenire, ad aiutare. U prova jgħinu, prova Non jintervjeni. scendo nei particolari perché so che conoscete la parola. Musa qed nidħol fid-dettall għax tafu l-kelma. Ma quanto lui pensava Ma meta hu kienet jaħseb. di poter agire con le sue capacità Meta hu beda jaħseb li jista' jagħmel kollox bil-kapaċità tiegħu, per la posizione che occupava, bil-pożizzjoni li hu kien jokkupa, non riusciva, non poteva riuscire a salvare i suoi fratelli. ma setax isalva l-ħutu. Ha dovuto sperimentare il deserto. Kellu jesperjenza 40 id-deżert. anni di deserto. 40 sena ta' deżert. Da principe di Egitto ha dovuto Mill-prinċep vivere tal-Eġittu da semplice pastorello di pecore. kellu jgħix bħal raj sempliċi tan-naċ. È quello che Dio fa con i suoi figli. U hekk jagħmel Alla ma' Con tfal. che Dio fa con quelli per i quali ha Hekk un
ha preparato qualcosa di speciale. Ek jagħmel ma dak kollha li huma tiegħu ipprepara xi ħaġa speċjali għalihom. Stai passando tempi difficili, tempi di deserto? Għaddej minn żmien ta' desert diffiċli, Non temere. toqgħodx tibża. Dio ha preparato e ha in mente qualcosa di speciale. Għax Alla għandu xi ħaġa speċjali għalik. Vai avanti, Ibqa' miexi, continua a servire Dio, ibqa' qdil-mulej, fallo in ubbidienza, kun ubbidjenti. in umiltà. Magari domani parleremo un po' dell'aspetto dell'umiltà. Fuq b'umiltà nitkellmu għad iżjed fid-dettall. Mosè si è trovato davanti al fuoco di Dio Mosè kien qiegħed quddiem in-nar ta' Alla. quando ormai pensava di essere incapace, Meta kien mbagħad kienet jaħseb li kien inkapaċi, inutile. inutli. Se non ho potuto essere utile quando ero nel potere, Allura mek jien ma kon stajt inkun utli meta jiena kelli l-poter, cosa potrei fare adesso x'nista' nagħmel issa? che non ho voce in capitolo? U li maqqas għandi vuċi ta' xejn u Ma influenza ta' xejn. ora è il momento giusto. Missa l-mument it-tajjeb. È qui che ti volevo, Hawnhekk Mosè. irrittek. Hawnhekk ritt inġibek. Ora, non da principe d'Egitto. Issa mhux bħala Hai prinċip potuto servire la tal-Eġittu. conoscenza dell'Egitto. Li inti stajt isservi E la l-prinċip userai tal-Eġittu. quella U iva conoscenza. ħatuża dak l-arfin li kellek Ma devi fl-Eġittu. capire Imma rrid che sono tifhem io che agisco con te. li jiena rrid inkun miegħek biex taġixxi tajjeb. Dobbiamo comprendere Aħna rridu assolutamente questo pensiero di Dio. Irridu naħsbu kif jaħseb il-mulej. Io non posso fare niente senza di lui. Jien ma nista' nagħmel xejn mingħajru. Pastore Goldo non può fare niente senza di lui. Pastor Gordon ma jista' jagħmel xejn Tu, mingħajr fratello, non puoi il-mulej. fare niente senza di Inti lui. hu joħt ma Tu, tista' tagħmel Chiesa xejn. dell'Iddio Inti vivente, Knisja non puoi fare tal-Ħalla niente ħaj, senza di ma lui. tista' tagħmel xejn mingħajru. Perché noi non stiamo servendo un uomo, Għax aħna mhux qed naqdu bniedem. stiamo servendo Dio. Aħna tnaqdu lil Alla nnifsu. E Dio è il tuo comandante, il tuo capo. Alla huwa l-kap tiegħek. È lui che decide. U li jiddeċidi. Tu devi fare solo quello che lui ti comanda. U inti tittamel dak li huwa In jikmandak. obbedienza. F'ubbidjenza. Insisto nel dire non quando ti piace, sì, quando non ti piace, no. Mhux meta jogħġbok iva u meta ma jogħġbokx le. Non sono d'accordo Ma naqbilx. perché c'è qualche fratello che la pensa in maniera Għax diversa, hemm xi ħu li jaħsibha b'mod differenti. il pastore che pone la questione in maniera a modo suo, Il-pastor li jagħmilha kif hija io jfettillu. non penso così, Imma jien ma naħsibx hekk. non sono d'accordo e Io ma quindi naqbilx. non ubbidisco. Allura mhux se nobdi. Chi sei tu Min int. per dire a Dio quello che deve fare? Biex inti tajtilla Alla kif jagħmel. E se il pastore sbaglia, se non è da parte del Signore quello che ti sta ordinando, U jekk se hija- la vede lui con Dio. u jekk Non sei il-pastor tu che devi giudicare. u jekk il-pastor forsi żbalja u mhux qed jagħmel kif qed jgħidlu Alla, Ognuno ha la propria ħalli l-Alla responsabilità. jiġġudika. Tu devi ubbidire. Inti trid tobdi. Ubbidisci Dio. Obdi l-Alla, Ubbidisci all'ordine che Dio ha dato. obdi l-ordni li Alla ta' E nella Chiesa dell'Iddio vivente c'è un ordine stabilito da Dio. u fil-fatt fil-Knisja tal-Alla hemm ordni li Di hu essere għamel. sottomessi Li inti titkun alle submissive, autorità titkun costituite da Dio. sottomess għall-awtorità li Alla waqqaf. Perché fino a quando diciamo sì, ubbidisco al Signore, Sakemm aħna ngħidu iva jiena nobdi ma l-Alla, non sono disposto ad ubbidire al imma pastore, minix les li nobdi l-pastor. ai ministri, ai servi, Jon kella l-min jaqdi perché non condivido. Għax mir ma naqbilx. Questo è un grosso guaio. Dak huwa Questo è un grosso guaio. dak huwa vera gwaj kbir. Potremmo dare uno sguardo alla storia del Nistgħu popolo di nħarsu lejn Israele l-istorja tal-poplu ta' Izrael. dall'uscita dell'Egitto e durante tutto il ħareġ percorso mill-Eġittu u fil-vjaġġ kollu tagħhom come si sono opposti kif huma kienu dejjem a jirribellaw Mosè. A għal volte Mosè. non solo Datan, alcuni che avevano il pallino di fare sempre il contrario, Dejjem kien hemm nies li jridu jagħmlu dejjem il-kontra. ma perfino il fratello,
la sorella. Inkella hu joħ. Quelli che erano stati strumenti nelle mani di Dio per il bene di Mosè. La sorella aveva aiutato per la liberazione dall'acque. Ma manka ħutu, anka dawk li kienu verament Ma strumenti perfino la sorella divenne gelosa. Oħtu ġiet dittejr. Mosè, chi credi di essere? Anche a noi il Signore si rivela. Inti min taħseb li Mosè anka l-mulej li È vero che il Signore si rivelava anche a noi. Verament il-mulej li È rivelawhom. vero. Iva. E Mosè, U Mosè. quell'uomo che ha saputo dire a Dio: Dak il-raġel li kien jgħid chi il-Alla. sono io, Signore, per liberare il mio popolo? Min jien biex jiena nillibera l-poplu Io non tiegħek. so parlare, Jien laqqas naf nitkellem. cioè non sono all'altezza. Jien minix għall-altezza. Era lo stesso uomo umile Dak il-bniedem umli. che davanti a coloro che si opponevano: Li dak li kienu jifqulu. Signore, che devo fare? Jgħid jien ma jinxirret. Ah, Signore, chiamali, aspetta, vieni. Ġibhom. Maria, Illu Marija. vedi, è vero che io mi rivelo a te, mi rivelo a tanti, Verament li jiena nagħti revelazzjoni anka ma lilkom. con Mosè parlo a faccia a faccia. Imma ma Mosè nitkellem wiċċ b'wiċċ. Che ne sai tu come il Signore guida le tue guide spirituali? Kif inti taf il-mulej kif jigwida dawk li jgwidawk spiritualment? Quanto è importante imparare l'ubbidienza. Kemm hija importanti li aħna nitalmu kif nobdu. Maria Marija la pagò cara, ħalset bil-qares divenne lebbrosa u ġiet kella l-lebra, kella ġdima. e Mosè ha dovuto pregare ed intercedere. U Mosè kellu Oh, jinterċedi Signore, per carità, Sì. guariscila. Fejja għamulej. Gloria a Gesù, alleluia. La Bibbia è piena, fratelli miei, Il-Bibja hija miżawta dawn l-affarijiet. piena di esempi di Esempi? uomini di ubbidienza. Li nies ta' obbedjenza. E soltanto coloro che sono stati ubbidienti U dawk biss li kienu jobdu. al Signore sono stati veramente usati Huma da dawk Dio. li verament ġew użati mill-mulej. D'altra parte sta scritto in Matteo, F'Matteo capitolo mbagħad 19, il versetto 27, 19 27 Signore, noi abbiamo abbandonato tutto per fare quello che tu ci hai ordinato. aħna abbandonajna kollox biex inti nagħmlu dak li aħna li inti ordnajtinna. Ti abbiamo seguito senza condizioni, vuol dire. Aħna segwejnik minn għal-kondizzjoni mulej. Senza condizioni. E allora Gesù dice: U għalhekk Ġesu qal. ebbene, tu che hai lasciato casa, padre, madre, fratelli, sorelle, qualunque cosa, ne avrete 100 volte tanto. Intom li ħallejtu kollox E la warajkom vita ħajkolkom eterna nel id-darba secolo- żjed. la vita eterna nel secolo a venire. E la vita eterna U l-ħajja nel eterna? secolo a venire. Hija fis-seklu li ġej. Fede, Fidi, fiducia totale. fiduċa totali. Se avete fede Jekk għandek il-fidi e non dubitate, u ma tiddubitax, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, mhux tagħmlu biss dak li ma se jien anche diceste a questo monte, levati di lì e gettati nel Ma mare, kinti tajt il-montanja ciò inqala minn hemm mut ġol baħar avverrà. u hekk isir. Perché tutto ciò che chiederete in preghiera, U għal avendo dak li intom fede, titolbu bil-fidi, lo otterrete. inti jingħatalkom. Una fede che non dubita, Fidi li ma tiddubitax. una fede che ubbidisce. Fidi li tobdi. E la fede della donna che dice: soltanto se tocco il lembo della sua veste. U l-fidi ta' dik il-mara li qalet imqarim miss it-tarf tal-libsa tiegħu. E affronta le difficoltà, U che non sono taffronta state poche. id-diffikultajiet tagħha li ma kinux ftit. Perché una donna nelle sue condizioni non poteva essere in mezzo agli altri, Il-mara kondizzjonijiet hekk ma setax tkun għal perché era ploħrajn considerata immonda. u kienet konsidrata maħmuġa. Avrebbe potuto pagare serie conseguenze, Kien seta tħallas bil-qares. ma lei disse: io affronto qualunque cosa. Imma qalet ħammur u mmur kontra kollox. Affrontare per fede, Tmur kontra kollox andare bil-fidi. avanti, Tibqa' andare miex. avanti, Tibqa' miex. convinti dal Signore. Tkun konvint fil-mulej. Gloria a Gesù. Gloria al alleluia. Gesù, alleluja. Benedetti Dio. Grazzi mulej faħru. L'obbedienza, cari miei, L-obbedjenza ħuti. è fondamentale, Hija fundamentali e all'obbedienza si unisce l'umiltà.
umiltà. U mal-ubidjenza tingħaqad l-umiltà. L'umiltà è, ripeto, domani continueremo, Għada ħnitkellmu żjed fuq għall-umiltà. è saper riconoscere Li inti tkun taraf la mia misura, il-qis tiegħi, i miei limiti, il-limiti tiegħi. e io vado avanti, U jiena nimxi non l-qudiem. per le mie capacità, Mhux bil-kapaċitajiet non per tiegħi, i miei limiti, mhux bil-limiti ma tiegħi, confidando imma jiena in nafda colui che mi comanda, f'dak li hu in jikmandani, colui che ha il potere f'dak assoluto, li għandu l-qawwa in assoluta. colui che mi dice vai Dak avanti, kollu li qed jgħidilna mmorru l-qudiem, sii fedele fino alla fine. kun fidil sal-aħħar. Gloria a Dio, alleluia. Halleluja. E allora sicuramente U għalhekk sigurament vedremo la gloria di Dio. naraw Si il-glorja. adempie il piano di Dio sulla nostra vita. Qual è il piano di Dio? Perché X'inhu l-pjan Dio vuole essere tal-ħajjitna? ubbidito? Għalfej Alla jrid jiġi Perché con te, con noi, Mana vuole fare qualcosa di u grandioso. rrid jagħmel xi ħaġa kbira. Vuole trasformare il mondo. U rrid jitrasforma L'obiettivo d-dinja. di Dio è L-objettiv tal-la che tu possa veramente testimoniare al mondo intero li inti tkun ta' che Gesù testimonjanza Cristo d-dinja è kollha il li Signore. Ġesu Kristu huwa s-Sinjur. E questa Mulej. testimonianza non è fatta solo di parole, U din il-testimonjanza mhix biss ma è ta' fatta kliem, con la tua vita. imma hija magħmula bil-ħajja Una tiegħek. vita di umiltà, Ħajja una vita di umiltà. ubbidienza, una Ħajja vita di tubbidjenza fedeltà. u ħajja ta' fedeltà. Amen. Malta, Malta. così come la Sicilia, l'Italia, Għalija u l-Italja. sta aspettando E tistenna la manifestazione dei figliuoli di Dio. Azzjoni ta' tfal ta' Alla. A questo il Signore ci ha chiamati. U hekk qed jgħidilna l-mulej. Voi mi sarete testimoni. Biex aħna nkunu ta' Il testimonjanza. mondo Id-dinja comprenderà Jifmu. dall'amore che avete gli uni per gli altri l-imħabba li aħna nuru l-wieħed il-ieħor e dall'esempio che date. u mill-eżempju li aħna nagħtu. Amen. Amen. Io voglio chiudere questa sessione, Jiena nixtieq nagħlaq dis-sezzjoni, ma voglio anche rivolgere un appello. imma rrid ngħaddi appell. C'è quella persona Hemm dik il-persuna che aveva bisogno ed ha bisogno di dire: Signore, aiutami ad essere ubbidiente. Hemm dik il-persuna li rid jgħid iva, mulej ejni biex inkun obbedjenti. Voglio desistere dalla mia insistenza. Irrid nieqaf milli noqgħod ninsisti. Voglio sottomettermi Irrid alla tua nissottometti autorità. għall-awtorità tiegħek. Voglio essere ubbidiente a te, Irrid ikun obbedjenti għalik. ubbidiente alle autorità costituite nella Chiesa. nel Ubbidienti popolo al- uno. Jekk hemm xi ħadd Io lo invito ad alzarsi. nistiednu biex Il tuo iqum. gesto Li è, l-ġest tiegħek è importante. huwa importanti. Dio è qui, ti vede. Alla tjarak. Ed è quanti siete stati ubbidienti Kemm kontu obbedjenti? fino ad oggi alla chiamata e al servizio di Dio. Sal-lum għal-servizz, għal-sejħa u Voglio s-servizz. semplicemente incoraggiarvi Rrid ninkoraġġikom a dire: Signore, io voglio proseguire in ubbidienza. u biex tajdu iva mulej rrid nkompli fl-obbedjenza. Io capisco che Jiena nifhem se vi rivolgo l'invito, chi ha bisogno di guarigione venga avanti e preghiamo per la guarigione. Sicuramente tanti si alzano. jekk Anche se, jiena hanno, ħanajtilkom għal-fejqan anche ħafna se minnhom avete ħejġu. un minimo mal di testa, una cosa Anke kif kollu passeggera, ġiħta venite avanti e subito volete jiġu la mal-ewwel. guarigione. Tridu għax tridu l-fejqan mal-laj. Ma io desidero che stasera Imma jiena chi è nixtieqkom il-lejla. disposto ad ubbidire venga Minn avanti. li Poi il resto jobdi vedremo. ejja qudiem. Chi è disposto ad ubbidire venga avanti. lest jobdi ejja l-qudiem. Chi è disposto a servire nell'unità dello Spirito, Li lest li jaqdi fl-unità tal-Ispirtu. in perfetta armonia col pastore, con gli anziani, con la Chiesa tutta, F'unità perfetta mal-pastor, mal-leadership, mal-knisja kollha. non con un tuo programma perché tu Mhux bil-programma da solo tiegħek. sei niente. Għax inti waħdek minti xejn. Insieme agli altri Mal-oħrajn. sei una parte importante del Inti corpo di Cristo, parti importanti mal-ġisem ta' Kristu. perché tutti siamo
membra di un unico corpo. Għax aħna kollha membri ta' ġisem wieħed. E nel corpo di Cristo non ci possono essere tanti comandanti. C'è uno solo che comanda, Cristo. Wieħed biss jikmanda fil-ġisem ta' Kristu Alleluja. li huwa Kristu nnifsu, halleluja. E poi dà ordini a coloro che devono eseguire i suoi ordini. Mbagħad jagħti l-ordni għal Gloria a dawk li huma Dio, li jagħmlu alleluja. L-ordnijiet. Alleluia. Halleluja. Questa sera il Signore vuole fare un'opera grande nella vostra vita. Il-mulej rid jagħmel opra kbira f'ħajjitkom illum. Questa sera il Signore vuole veramente rinnovarvi e fortificarvi. Illum irrid iġeddidkom u Alleluja. jsaħħakom. Halleluja. Sono contento che siete venuti avanti non perché vi è stata promessa la prosperità e la benedizione assicurata. Għednu ħafna pjaċir li intom ġejtu qudiem mhux għax Non ġiet che imweda Dio- likom il-ġid, Non che Dio ci nega il suo bene, mhux għax il-mulej qed iżomm lura il-ġid tiegħu, ma stasera siete qui per dire sono disposto a qualsiasi sacrificio, għax illum intom qed tajdu billi ġejtu Sono għaw disposto jillest a- għal kull sagrifiċċju. a subire qualsiasi Jiena umiliazione. lest li nissubixxi kull tip ta' Sono umiljazzjoni. disposto a qualsiasi difficoltà Jiena lest li naffronta kull diffikultà. pur di ubbidire, Signore. Sakemm Amen. Nobdi, amen. Amen, è così? Amen. Ecco. Non mi sbaglio, vero? Jew mhux qed nisbalju ġek. E per questo Dio vi vuole benedire U għalhekk grandemente. irrid iberkom il-mulej. Vuole benedire grandemente questa sera. Irrid iberkom mod qawwi. Pastore Gordon, vieni qui avanti per favore. Gloria a Gesù. Halleluja. Tu conosci le tue pecorelle. Inti taf in-naċ tiegħek. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia. Oh Signore, Signor. ti do gloria, benedico il tuo nome. Tuk il-glorja Tu f'birku sei lill-ismi. meraviglioso Dio. Inti kbir mulej. Vuoi rinnovare sempre i tuoi figli e il tuo Għax popolo. inti ġedded dejjem Perché it-tfal tu tiegħek. hai una visione grande per i tuoi Għax inti għandek figli. viżjoni kbira tfal tiegħek. Scopi meravigliosi. Għandek skopi kbar. E voi che siamo tutti quanti uniti Kif aħna flimkien e maqudin perfettamente in ubbidienza. qegħdin f'obbedjenza perfetta. Ognuno compiendo il proprio dovere. Kulħadd jagħmel id-dover tiegħu. Secondo la tua volontà. Skont ir-rida tiegħek. E qua ci sono tante anime, Signore. U hawnhekk hawn ħafna rwieħ mulej. Bene intenzionati. Kollha b'intenzjoni tajba. Ce ne sono che ti stanno chiedendo, Signore, Hawn li qed jgħidulek, perdonami mulej, se sono stato aħfirli. disobbediente. Aħfirli għax jinku diżobbedjenti. Perdonami se non ho capito bene in passato Aħfirli qual è il forsi giusto għax comportamento. ma fimx fil-passat kif għandi naġixxi. E sta dicendo, da ora Ti voglio ha detto, essere "Adesso ubbidiente a te, Signore. Irrid inkunu obbedjenti għalik mulej. Voglio essere ubbidiente alle autorità da te Irrid inkunu costituite. obbedjenti għall-awtorità li inti E tu sei waqqaf qui che mulej. ascolti, leggi i cuori. U inti li taqra qlub mulej. Tu sai, conosci, oh Signore, U inti taf mulej. ogni cuore sincero davanti a te. Kull qalb sinċira Riceva questa quddiemek sera la tua benedizione, li inti tagħti la il-parta tua fuqhom. grazia, il tuo Il-grazzja. perdono, il tuo Il-mafra. rinnovamento. Gloria a te, oh Signore, Alleluja, alleluia. gloria lilek mulej. Ma stai vedendo anche coloro che Imma ti tara hanno wkoll servito in ubbidienza con dawk li fedeltà. dawk b'obbedjenza E sono qui b'fedeltà. davanti per dire io voglio continuare in U ubbidienza. qegħdin hawnhekk biex jgħidu Io voglio iva, rrid continuare ad inkompli essere, Signore, f'obbedjenza. secondo la tua U volontà, rrid nagħmel skont ir-rida tiegħek non la mensa. f'obbedjenza. Tu vedi, Inti tara, ascolti, qed tisma' anche nel silenzio anka fiskiet. e rispondi Irrispondi ai cuori sinceri. għal qlub sinċira. Ricevi grazia, fratello. Irċivi l-grazzja. Ricevi ħija. grazia, sorella. Irċivi l-grazzja oħt. E stasera Illum è qualcosa di importante che succede nella tua vita. hija xi ħaġa importanti li tisseħħ f'ħajtek. Alleluia, Halleluja. alleluia. Halleluja. Non sei qui per dire Signore dammi. M'intix qiegħed biex tajt il-mulejtini. Altri momenti hai la libertà di poter dire Signore dammi. Tista' tajt il-mulej xi drabi oħra tini. E Dio non ti rifiuta quello Il-mulej che tu mhux gli se chiedi. rifjutak u għax li tikrak li Ma questa sera sei qui per dire Signore eccomi! Inti l-lum qed tgħidlu mulej jinaw. Cara da Yassia! Orra tekkieti bis. Orre che da ya! O kara da bassa. Suda la O cantara da tieta xettera Isanda! babassaka. Oh O yeshara kota la cantia! bassa indiriki. Alleluia! Alleluja. Alleluia! Alleluia. Alleluia! Alleluia! Alleluja. Gloria a te, oh Signore! Gloria lilek mulej. Gloria al tuo nome, oh Dio!
Grazzi mulej. Korentai Shanda. Otta tarabashatik. La tua benedizione, la tua Barka tijak grazia, mulej. il tuo amore, tu sai dare, Mħabba Signore, tijak li inti taftat. oltre quello che noi chiediamo. Iżjed mill-li dak aħna li nistaw E nsaqsu. questa sera, mentre i tuoi figli Intu lidek stanno cercando innanzitutto il tuo regno, tifittxu l-ewwel La tua qabel kollox ġustizzja. is-saltna tiegħek u l-ħaq il tiegħek. modo come servirti in ubbidienza, Il-mod kif huma jiraqduk fuq tu sai dare in aggiunta Jina ġudda mulej. tutto ciò di Kollox cui abbiamo li għandna bisogno. bżonn In aggiunta! fuq il-li għandna. Ricadaya. E quindi sorella, fratello, sta tranquillo che il Signore ti dà in aggiunta Għax il-mulej ħajtiku iżjed. quello di cui hai bisogno. Mill-li Perché dak li inti lui għandek conosce bżonn. quello che hai bisogno. Lui conosce. Għax hu jaf Ma li tu għandek resta bżonn. questa sera Imma inti bqa' sew. convinto, Ibqa' convinta konvint, ibqa' di konvint offrire te stesso a li Dio. inti toffri lilek innifsek. Fai di Brawa, te, iddikjaraw. fai di me quel che vuoi, Għamel dak Signore. li inti trid Io ti mulej. voglio servire in Għax ubbidienza. jirridna dik fuq Io bidjenza. voglio essere un esempio per te, Jien rrid ikun Signore. eżempju għalik Un mulej. esempio per i miei fratelli. Eżempju għal ħuti. Io voglio stare vicino al mio pastore, Irrid vicino ai miei ikun fratelli, viċin vicino alle mie tal-pastor tiegħi sorelle. fl-xbien, Unite ma' a tutti ħuti gli kollha. altri ti voglio servire. Irrid naqdik b'qalbni kollha. Ubahare kedaya. Ora takkera Usharakanda. Raba massikkera. Alleluia. Alleluja. Alleluia. Alleluia. Alleluja. Gloria a Gesù. Thank you, Jesus. Vorrei se mia moglie sente di fare una preghiera, vieni Angela. Alleluja. Gloria a Jesus. Ubahare kandaya. Alleluia. Vuoi pregare? Alleluja. Alleluja. De que toreke. O se que os maya. O di que te quiero. Ki ai to mois maiketo. E que o pai ti quiero que lo moia. Ari che te sere che to mai Dio. Ai to mois maya. Da coi dice Ħalli li l'Eterno. l-opera f'ħajtek, Knisja. Lascia operare a me, dice l'Eterno questa sera. Ħalli li l-opera jgħidlek l-Etern. Io conosco le tue debolezze. Jiena naf x'inhuma d-djufijiet tiegħek. Io conosco i tuoi pensieri. Jiena naf il-ħsibijiet tiegħek. Nessuno Wiċċi. affinché ancora sei in tempo. Sakemm inti għadek fil-ħin. Verrà il tempo, Jiġi żmien come ai tempi di Noè, meta fi żmien Noè che bussavano alla porta, kienu ħabtu ma la l-bib. porta era chiusa. Imma l-bib kienet magħluq. Chiesa mia, Knisja tiegħi,
Svegliati, minn hemm. lavora nel mio campo. Aħdem fl-alqa tiegħi. Io ho un popolo da salvare Għandi poplu x'insalva. e io mi voglio usare di voi. U jiena rrid nuża lilkom. Ho parlato molte volte Jiena tkellimt ħafna e drabi. ancora questa sera parlo a U voi. hekk nerġa' nkellimkom illejla. Siete ubbidienti alla mia voce Kunu bidjenti għal vuċi tiegħi. e voi vedrete la mia gloria. U intom taraw il-glorja tiegħi. E che che tu mai shara kataramara Dio. Oh Signore, O io mulej, ti voglio ancora pregare per tutti i cuori irrid nitolbok għal Signore. daw il-lub kollha mulej. che questa sera hanno ascoltato la tua parola. Nissemaw il-kelma tiegħek illejla. Sii tu a operare. Kun int li topera. Signore, sii tu a mettere gioia e pace nei cuori. Kun int li tagħmel il-ferħ u lena fil-qlub. Benedice ognuno che questa sera ha ascoltato la tua parola Birek li dak kollha li semaw il-kelma tiegħek. e ha compreso quello che tu vuoi. U femu dak li inti rid li Benedice tfemu. questa chiesa. Birek Signore. dil-knisja mulej. Usatela per la tua gloria. Użaħħa l-glorja tiegħek. Benedice il pastore e la Birek moglie. il-paster u l-mara tiegħu. Benedice i responsabili impegnati, Signore, in Birek quest'opera. dawk li huma responsabbli E benedice ognuno che si adopera U birek- per la tua chiesa. lil dawk kollha li huma qed joperaw fil-knisja tiegħek. Signore, vogliamo vedere i miracoli. Irridu naraw il-mirakli mulej. Vogliamo vedere i miracoli, Irridu Signore, naraw il-mirakli mulej. affinché il popolo crede Biex naraw sakemm in-nies jibdew jemnu che in questo luogo li f'dan il-post c'è l'Iddio vivente. hemm il-Alla ħaj. Amen. 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 Lasciare Alleluia. ramare a Dio. Alleluja. La cara moicisa. Oh, sarakato mai Dio. Ti quiere que tolere que tomaya. Ti essere que tolo mois maya. Ai to mois mai chitere kea. Ecco, dice l'Eterno, io parlo ad una persona, Qed nitkellem għal persuna speċifika. mia figliuola. Oħt, bint, Io conosco il tuo cuore, jiena naf qalbek, io conosco le tue sofferenze. jiena naf is-sofferenzi tiegħek. Ma questa sera io dico a te, Imma llejla qed ngħidlek, rialzati, erġa' qum, prega itlob e io ti darò la u vittoria. jiena ħantik il-vittorja. Lasciati usare da me. Ħalli lili nużak. Alleluia, grazie. Alleluja, Gesù. Missi. Grazie Signore, Grazzi grazie. mulej. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria che tu hai Dio. Halleluja. Grita la tua uccisa. Alleluia. Alleluia. Halleluja. Sento forte Qed inħossa qawwija. questa presa di posizione Din il-pożizzjoni li intom ħadtu llum davanti a Dio. qudiem il-mulej. Halleluja. Vi incoraggio e vi esorto Iva ninkoraġġikom a fare una dichiarazione esplicita, biex intom tagħmlu dikjerazzjoni mwaqfa, chiara, ċara, davanti a Dio. qudiem il-mulej. Non tenete dentro ciò che pensate, Iżomm cercando di interpretare i vostri pensieri. nipprova ninterpreta l-ħsibijiet tagħkom. E se siete d'accordo, Hemmhekk intom potete ripetere insieme a me tistgħu intom tirrepetu le miegħi. stesse parole facendo le vostre. L-istess kliem tagħmlu ma tagħkom personalizzata. Preghiamo. Ejja nitolbu. Padre, Missier, nel nome di Gesù siamo davanti a te. Ġesu qegħdin qudiemek. Tu conosci il mio cuore Inti taf qalbi, e i miei pensieri. ħsibijieti. Nulla ti è nascosto Xej ma jista' jeħbielek. e io nulla voglio U nascondere. jiena xejn ma rrid naħbi. Mi rimetto nelle tue mani, Jien nintefa' fidejk chiedendoti u perdono nitolbok maħfra. se non sempre sono stato Jekk ubbidiente, jiena forsi mhux dejjem kont ubbidjenti. se mi sono lasciato trasportare O da Jake. vari pensieri. Imġar minn ħafna ħsibijiet.
Ma adesso Immissa desidero con tutto il cuore nixtieq b'qalbi kollha prendere questa li decisione nieħu id-deċiżjoni di servirti sempre con amore, biex naqdik b'mħabba kbira in ubbidienza, fuq bidjenza. non solo quando mi conviene, Mhux meta jaqbel lili, ma anche quando c'è da pagare dei cari prezzi. imma meta anke rrid inħallas prezz qares. Io voglio fare la tua volontà. Irrid nagħmel biss ir-rida tiegħek. Serviti di me, Signore. Dik. Usami per la tua gloria. Lili mulej. Non la mia, ma la tua volontà sia Mhux ir-rida fatta. tiegħi imma tiegħek magħmula mulej. Usa la mia bocca. Uża qal. Non siano le mie parole quando parlo, ma le tue parole. Użax il-klim tiegħi imma tiegħek mulej. Usa i miei piedi. Uża riġlejja. Usa le mie mani. Uża jdejja. Usa la mia vita. Uża ħajti. Serviti di me, Signore, Iva uża lili mulej. per quella parte che mi tocca fare, Biex dik xi ħaġa li jiena rrid in nagħmel. perfetta armonia Nagħmilha f'armonija. con ogni mio fratello, Perfetta maħuti. con ogni mia sorella, Ma' oħti ma' hija. come membro Bħala membru del corpo di Cristo. il-ġisem ta' Ġesu. Ti do gloria, Signore. Nintik Ti il-glorja. benedico. Ti Imbir. lodo. Ora e sempre. Issa u għal dejjem. Amen. 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 A Dio la gloria. Gloria all'Allah. Alleluia. Alleluia.